È morto a 18 anni in sella alla sua Honda 125 Alessandro De Marchi, studente dell'Istituto Marconi, residente a Mestrino, nel Padovano. Lo schianto alle 8 meno un quarto in via Cave davanti all'Istituto Scarcerle. Le due moto, guidate da due studenti, si sono scontrate davanti agli occhi attoniti dei compagni. Subito i primi soccorsi portati dai ragazzi. Io sono stato il primo che ha fatto massaggio cardiaco perché c'era una professoressa la quale voleva aiutarlo, però visto che non sapeva come farlo. Io sono stato istruito, ho fatto il corso LSBD e sapevo cosa fare e mi sono messo là a fare il massaggio cardiaco al ragazzo. Ho cercato, mentre facevo il massaggio, a parlare con il ragazzo, cercare di vedere se rispondeva, però non dava segni. E nel mentre stavamo aspettando che arrivassero le ambulanze perché il ragazzo inizialmente era steso a terra, immobile. I primi 2-3 minuti dopo l'incidente riusciva ancora a parlare, era cosciente, poi non lo era più. Hanno chiamato e hanno detto quelli del pronto soccorso di doverlo girare e una volta girato io ho iniziato col massaggio. La corsa in ospedale, ma per Alessandro non c'è stato nulla da fare. In tarda mattinata la notizia si è diffusa anche tra i corridoi degli istituti. Lui era un compagno di classe di un mio caro amico, io l'avevo visto più volte perché con la scusa che anche questo mio amico ha la moto ogni tanto si trovavano, andavano a fare i giri, io lo vedevo comunque nel mio paesino là quando uscivano. Sì, è una tragedia, sì. Mi dispiace intanto per quello che è successo, però probabilmente ne parleremo perché noi a scuola facciamo anche per esempio un'ora di attualità. Un ragazzo solare con una grande passione per la moto, iscritto al quinto anno dell'Istituto Marconi. Il collante della classe lo definisce la preside, che questa mattina è andata in aula ad avvisare i suoi compagni. Per molti anni era stato rappresentante di classe, un ragazzo conosciuto e ben voluto e molto diligente. Anche per questo gli altri rappresentanti degli studenti si stanno già organizzando per ricordarlo. Mi vedrò con gli altri rappresentanti e parleremo di quello che è successo, che è un fatto che ha sconvolto non solo le scuole della zona, perché io ho tanti amici in giro per Padova che mi hanno detto che la notizia è giunta. Tutta la mattinata la notizia girava, ma mai non è uscito il fatto vero. Poi adesso, verso mezzogiorno, si è saputa purtroppo questa triste notizia. Al vaglio della polizia locale la dinamica dello schianto. Alessandro lascia nello sconforto i genitori. La mamma è arrivata sul luogo della tragedia mentre erano in corso i disperati tentativi di rianimazione. Nelle prossime ore verrà stabilita la data del funerale.